Buonasera a tutti. Vi do il benvenuto qua questa sera al comizio finale dei 4 candidati sindaco del comune di Teo di Po. È ormai una tradizione consolidata per il nostro comune che i comizi si svolgono tutti quanti insieme nella piazza qua davanti al municipio e quest'anno seguiremo l'ordine di lista, cioè prima parlerò io, poi parlerà la lista numero 2 lei il sindaco, poi parleranno la lista 5 Stelle se non sbaglio con Stefania Bernardinello e alla fine la lista Tagliolesi Liberi con Luciano Tamburini. Questo è un po' l'ordine, i tempi saranno abbastanza contingentati, 15-20 minuti a testa, in modo insomma da concludere tutti quanti nei tempi prestabiliti dalla legge, che è entro la mezzanotte di questa sera, che è il termine ultimo per i comizi. Bene, adesso mi hanno abbonato i 2 minuti che vi ho spiegato come funziona la questione, direi di iniziare. Quando si doveva decidere l'ordine dei comizi, molti mi hanno consigliato, mi hanno detto non parlare per primo, sei il sindaco uscente, sei il sindaco in carica, hai diritto di parlare per ultimo, perché comunque essendo tu appunto il sindaco uscente devi un po' parare magari i colpi, gli attacchi, quelli che possono essere insomma delle normali schermaglie da campagna elettorale degli altri candidati. E ho fatto un piccolo ragionamento su questa cosa, ho detto in 5 anni di amministrazione, nella scorsa campagna elettorale e anche in questa campagna elettorale, mi ha sempre portato avanti un pensiero solo, che nella vita, se si vuole emergere, se si vuole essere qualcuno, bisogna sempre portare avanti le proprie idee, le proprie convinzioni. Non bisogna mai abbassare gli altri per portarli al proprio livello per emergere. E quindi ho detto, perché non parlare per primo? Perché non proporre le nostre idee per Taglio di Po, senza pensare a quello che potranno dire gli altri o quello che potranno fare? Perché comunque in fondo in questa campagna elettorale non abbiamo fatto altro che parlare delle nostre idee per Taglio di Po, di quello che noi vogliamo fare per Taglio di Po. E l'abbiamo fatto in una maniera tranquilla, una maniera libera, perché comunque quando noi ci siamo proposti per amministrare, quando abbiamo costruito la nostra squadra, la squadra che vedete qua al mio fianco, l'abbiamo fatto sempre ragionando sul fatto che per amministrare Teo di Po, per amministrare un qualsiasi comune, una cosa che serve è la libertà. La libertà che noi abbiamo avuto in questi 5 anni. Perché non so se vi ricordate, 5 anni fa eravamo in questa piazza, è sempre lo stesso comizio di questa sera. Io dissi una cosa molto importante, che a discapito di quello che dicevano la gente, io non ero un pupazzetto nelle mani di qualcuno che veniva tirato dai fili, come fanno i pupi siciliani ad esempio, ma ero un amministratore, volevo diventare un amministratore libero, e questo ho fatto. Una volta sola, in 5 anni, qualcuno si è permesso di dirmi guarda che se non fai così ti scordi i contributi che ti abbiamo dato. Una volta sola si è permesso questa persona di dirmi questa cosa. Noi le opere abbiamo fatte, i contributi li abbiamo portati a casa, abbiamo continuato a difendere Teo di Po, nonostante tutto, nonostante tutti. E quando abbiamo costituito quella squadra lì, quando ci siamo messi insieme, non ho chiesto a nessuno di farsi una tessera per poter entrare in questa squadra. Non ho chiesto a nessuno di essere governato da qualcun altro. Perché in questi 5 anni, né da Rovigo, né da Adria, né da altre parti della provincia si sono permessi di venire qua e neanche da Venezia a dirmi devi fare così e devi amministrare in questa maniera il tuo comune. E di questo posso andare fiero e possiamo andare a essere fieri tutti quanti noi come amministrazione. Perché se questi 5 anni li abbiamo fatti coesi e uniti, li abbiamo fatti perché avevamo un ideale, avevamo delle idee per amministrare questo comune, per portarlo avanti, per consolidare i piedi di quello che era un gigante d'argilla 5 anni fa. Perché questo? Perché c'era tutta una serie di questioni in sospese che galleggiavano come l'olio sull'acqua e che nessuno si è mai permesso di affrontare se non un pezzettino alla volta.
E alla fine pezzettino alla volta i nodi, come si dice, vengono al pettine. E quel pettine eravamo noi come amministrazione. Quelle questioni le abbiamo risolte. Abbiamo consolidato questo comune. In 5 anni abbiamo fatto milioni di investimenti. Abbiamo portato qua 1000 possibilità. Dove non arrivavamo noi come amministrazione con le nostre possibilità, siamo andati a ricercarle dai privati dove c'erano queste disponibilità. E non l'abbiamo fatto perché avevamo amicizie potenti o perché bastava tirare sul telefono e loro arrivavano milioni di euro. L'abbiamo fatto perché eravamo delle persone caparbie, delle persone con la testa dura, delle persone che non stavano simpatiche a tante persone. Però abbiamo continuato a farlo. Quando su questo tavolo si ragionava del parco del Delta del Po, cioè del nostro futuro, giusto per farvi un esempio, l'ultima riunione ci hanno convocato a Porto Viro dalle 8 alle 8:45 della mattina a margine di un altro incontro, perché questa è la lungimiranza della politica superiore dei comuni e della politica dei partiti. Io non ci sono andato perché se il mio futuro vale dalle 8 alle 8:45 della mattina, scusate signori, ma piuttosto vado a prendere un caffè in bar con i miei cittadini, perché è inutile continuare a ragionare in questa maniera. Noi abbiamo fatto una squadra, l'abbiamo costituita per governare Telio di Po, non per vincere e basta. Intanto vinciamo, poi vediamo come funziona, tanto abbiamo un sacco di amici, quindi cosa vuoi che sia governare e amministrare Telio di Po? Invece no, quello che vogliamo noi è costruire questo futuro per Telio di Po. Per questo vi chiediamo questi nuovi 5 anni, perché abbiamo lavorato tanto per consolidare quelle fondamenta su cui vogliamo costruire la nuova Telio di Po, che non vuol dire fare opere faraoniche, ma vuol dire recuperare tutto quel patrimonio che è stato costruito negli anni a Telio di Po e a cui non è mai stata fatta manutenzione. Perché se qua a Telio di Po serviva una giunta di 4 scavezza collo, come siamo stati nelle maniere più educate definiti, per accorgersi ad esempio che una struttura come il Pallavigro in alcuni punti mancava 10 cm nelle strutture portanti di legno perché era diventato marcio, e non penso certamente nei primi 6 mesi in cui noi abbiamo amministrato, forse qualche problema c'è stato. Abbiamo un patrimonio immobiliare, un patrimonio di strade, un patrimonio immenso a Telio di Po, che si stava sgretolando, che stava andando al macero. Abbiamo dovuto consolidare, abbiamo dovuto raddrizzare tutto questo. Quando qualcuno mi dice i primi 2 anni vi siete chiusi in una torre d'avorio perché avete raggiunto il potere. No signori, i primi 2 anni si lavorava a testa fica, come si dice, scusate il dialetto. Si lavorava chiusi là dentro, delle volte ci si vergognava andare in giro. Sapete perché ci si vergognava? Perché si aveva a cuore il lavoro e si vedeva che non si riusciva mai a superare i problemi. Però come vi dicevo prima, con la tenacia, le difficoltà che abbiamo trovato all'inizio sono diventate opportunità per noi, perché è con le difficoltà che si cresce, perché una casa non si costruisce da sola, una casa si costruisce mattone su mattone. E quello che noi vogliamo fare è anche ridare consapevolezza a Telio di Po di non essere un paese ormai dormitorio, un paese ormai allo sbando. Telio di Po è un grande paese che non è secondo a nessuno. Quando si dice che Telio di Po è centrale per il Delta del Po, non è solo una questione geografica, è centrale perché Telio di Po conta come paese. Telio di Po è portato ad esempio su tante cose, e che forse noi dobbiamo recuperare quella consapevolezza, certo non rimanendo ancorati al passato di una Telio di Po di 40 anni fa, ma sapendo che lo spirito che abbiamo ce l'abbiamo ancora. Non siamo più nel 1600, nel 1700, che eravamo la riserva di caccia del veneziano di turno, del signor Paron di turno. Ricordiamocelo questo. Nessuno deve venire qua a dirci, capisco che nessuno è profeta in patria e uno che parla da fuori sembra sempre più intelligente di tutti. Però dobbiamo renderci conto che noi siamo un grande paese e che nessuno deve venire qua a dirci che non siamo nulla o che dobbiamo fare questo perché abbiamo tutto un sacco di idee. No, dobbiamo decidere noi quello che dobbiamo fare per Telio di Po, e lo si deve decidere insieme, perché se è vero che un amministratore si può accollare tutte le decisioni, è anche vero che comunque
Un amministratore queste decisioni, queste questioni le deve condividere con la cittadinanza, e la cittadinanza soprattutto deve assumersi l'onere di prendere anche lei delle decisioni in merito. Quando si fanno gli incontri per discutere tante questioni bisogna essere presenti, perché scusate, è troppo facile delle volte da casa su una tastiera dire questo non va bene, questo non va bene, ma quando si parla, quando si discute e quando si prendono delle decisioni bisogna essere presenti, bisogna guardarsi in faccia, perché non può essere solo un discorso scritto su una tastiera su Facebook a risolvere i nostri problemi. Come anche quando si parla dei profughi. Siamo penso tutti quanti d'accordo qua che sono stati gestiti male, anzi direi che sono stati gestiti all'italiana, perché è un problema, l'abbiamo trasformato in un'emergenza, quell'emergenza l'abbiamo trasformata in una fonte di reddito e quella fonte di reddito pian pianino l'abbiamo trasformata ovviamente in qualcosa in cui si sguazza la criminalità. Perché? Perché siamo bravissimi come popolo, come nazione a farci del male, perché siamo convinti di essere sempre più furbi degli altri e quindi abbiamo lasciato spazio a cooperative truffaldine, abbiamo lasciato spazio alla criminalità, abbiamo lasciato spazio a chiunque volesse infilarsi e lucrare su questa questione. Non l'abbiamo gestita, non l'ha gestita il governo, perché non ha voluto gestirla, perché comunque c'è sempre qualcuno che ci guadagna, e non l'hanno voluta gestire, non l'abbiamo voluta gestire, anzi, neanche noi sindaci. Perché quando vedo che c'è un problema e la migliore forma di gestione è andare su Rete 4 con la fascia tricolore sul petto, questa non è gestione. Quando vedo che si fa un sit-in e lo facciamo il tempo di fare le fotografie, il tempo che c'è la telecamera, e poi tanto torniamo tutti quanti a casa che poi i cittadini si dimenticano del problema, non è così che si risolvono le questioni. Non si risolvono le questioni si risolvono affrontandole. Perché se noi continuiamo ad ammassare, come fa il governo, centinaia e centinaia e centinaia di persone in un posto, il problema, ricordatevi, che non ce l'abbiamo adesso, ce l'avremo tra 5 anni, tra 6 anni, tra 10 anni, perché costruiremo dei ghetti, costruiremo come anche a Kona, quando abbiamo distrutto una comunità, perché abbiamo messo in una comunità piccola 1000 persone che tutto il giorno non lavorano, 1000 persone che non producono, 1000 persone che purtroppo sono lì e non ripagano la società che li ha accolti e la società che gli dà da mangiare, che gli dà da vivere. Non lo fanno perché noi non vogliamo che lo facciano. E perché non vogliamo che lo facciano? Perché c'è sempre qualcuno che ci lucra, perché la cooperativa truffaldina che vi dicevo prima che deve gestirli, se deve spendere i soldi per fargli il corso, se deve spendere i soldi per fare il DPI, e tutti i soldini in meno che gli restano in tasca, e noi rimaniamo comunque zitti, tutti quanti, perché ci lamentiamo su Facebook, ci lamentiamo quando andiamo in televisione e poi finisce lì. Ma in realtà i pugni sul tavolo non li picchiamo mai, non li picchiamo mai neanche come nazione, perché si farebbe presto, perché come si dice spesso le leggi si fa presto a farle, non ci vuole tanto tutto sommato, però dobbiamo farle, dobbiamo avere l'idea di farle, dobbiamo soprattutto essere un popolo unito che sa quello che vuole e che sa come affrontare i problemi. Noi ci siamo messi insieme con tante idee, conoscendo Taglio di Po, conoscendo la realtà di Taglio di Po e soprattutto conoscendo quali sono le necessità di Taglio di Po. Certo, molto è rimasto da fare, perché se un sindaco in 5 anni riesce a risolvere tutti i problemi di una comunità che forse è un po' dimenticata da circa una ventina d'anni, forse non ce la può fare in 5 anni. Guardate bene, c'è qualcuno che dice che ce la farà anche in meno probabilmente, perché c'è chi dice che nei famosi 100 giorni riesce a risolvere tutte quante le questioni, cioè in 3 mesi riesce a risolvere tutte le questioni di un paese. Amministrare non sono i 100 giorni, amministrare non è l'emergenza, amministrare è avere un'idea di quello che si fa, amministrare è sapere quello che si fa,
Amministrare è costruire, amministrare è gestire, amministrare è parlare con il cittadino, amministrare è un qualcosa che ti viene da dentro, non un qualcosa che ti inventi o un qualcosa a cui puoi sopperire se non sei bravo, che tanto fanno gli altri. Questo è amministrare e questo è quello che noi vogliamo fare per Terre di Po, perché riteniamo che le nostre idee possano essere vincenti per questa comunità. Riteniamo che il percorso che abbiamo avanti di 5 anni serva a completare tantissimi di quei progetti che abbiamo messo in cantiere. Quindi adesso la palla passa a voi come cittadini. A voi chiediamo la fiducia per avere questa possibilità, per completare quel percorso che abbiamo fatto con tante nuove idee, tante nuove proposte per questo Paese. Perché non dimentichiamoci che come Paese siamo grandi, smettiamo di guardare al di là del Po, ok? Al di là del Po non c'è sempre questo terreno di confronto, siamo noi che dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze. Vi dico un'ultima cosa, domenica voi andrete a decidere a chi affidare le sorti del comune. Nella vostra cabina elettorale, deciderete a chi dare il vostro voto. E vi dico solo una cosa: se vogliamo definitivamente chiudere con quello che è stato il passato di Terre di Po e proseguire con tante idee nuove, tante idee giovani, votate la lista 1, votate Siviero sindaco, date la preferenza a un uomo e una donna di questa grandissima squadra, perché sappiate che noi vogliamo soprattutto riportare e rendere grande ancora una volta Terre di Po. Grazie a tutti e buona serata.